lo so che ne abbiamo parlato, è già tutto deciso, ma senza te la mia vita è cambiata da quando è finita, sai. Dentro me io mi sento morire, se vuoi tu per guarire, riparliamone dai. Non si può, tutto è stabilito, una storia che non può andare. Anche io non ti ho dimenticato, ma devo guardare avanti, vivere tra le mille bugie, senza quelle pazzie. Vado avanti così. Eccoci qua, buonasera, buonasera e bentrovati in Napoli che passione, come si suol dire il programma doc della musica napoletana. Una buonasera a tutti voi che siete sintonizzati su questo bellissimo programma, perché è un bellissimo programma di musica, di appuntamenti napoletano. Stasera abbiamo due defezioni per motivi di malattia, la nostra Silvia e la nostra Rita purtroppo sono in malattia, però con noi c'è Marilena. Piacere. E Sabrina. Piacere, buonasera a tutti. Eccoci qua, nuovi arrivi per il programma Napoli che passione. Intanto volevo ringraziare tutti voi che ci avete seguito la domenica scorsa, siete stati in tantissimi, grazie di tutti gli SMS, di tutti i pensierini che avete avuto sul mio sito. Grazie veramente. Stasera abbiamo tanti ospiti e soprattutto abbiamo tanta musica nuova. Marilena, per chi non la conosce, è un personaggio della musica napoletana. Ha presentato un sacco di spettacoli napoletani a Torino e stasera io l'ho chiamata, non per sostituire Silvia, perché Silvia è insostituibile, però per avere una presenza femminile e competente della musica napoletana. E poi abbiamo questa bellissima ragazza Sabrina che fa spettacoli, ma nel mondo della musica napoletana è la prima volta, vero Sabrina? Sì, sì. È la prima volta, però piano piano vedrai che ti abituerai pure a essere qua con noi in questo mondo della bellissima musica napoletana. Però io prima di partire volevo dire due cose, che il giorno 27 ottobre abbiamo un grandissimo concerto al Teatro Beato di Torino in Corso Rosselli 72, ci sarà Raffaello in concerto e Tony Ferreri con ospiti Luigi Sandrelli, Leandro, Jenny D'Angelo e tanti altri artisti. Vi raccomando, comprate i bigliettini perché solamente se ne sono rimasti pochissimi. Partiamo subito però, perché questo è uno spettacolo, un programma musicale, partiamo subito col primo brano in programma, una videoclip. Il cantante che noi ci andiamo ad ascoltare è lui, il grandissimo Mauro, che avremo presto qui negli studi di Quarta Rete. Lui è Mauro e il brano che ci andiamo ad ascoltare porta per titolo Signora. Vai con Mauro Nardi. È caduto una tua piatta, che stasera stai distratto, o pigiama sei sporcato col caffè. Lui nel letto ad aspettare, ma tu non vuoi far l'amore, perdo tempo per cercare per dormire. Mentre mi pensi, quando mi pensi, tanti pensieri non ne lascio che non va. Signora, oggi finalmente abbiamo fatto amore, te la vado a trovare da rintovare, non è stato un capriccio d'avventura, ma è capitato pure bene che vuoi dire. Signora, spie pagnare in te, vede guarda fuori, e vicino non vede anche sole, stai sperando di vedere sotto balcone, perché basta poco per emozionare. Ma
stasera, perché non te ne ascoltare, signora. Una maglietta, un grembiule, che ti serve ne rimane, sta luce sta giornata se ne va. Poi ti a mezzanotte, piano piano dentro lietto, a pigliata sonno, un nuovo fascia da. Mentre mi pensi, quando mi pensi, tanti pensieri non ne legge più nulla. Signora, oggi finalmente mi fatta amore, te lo vado a tua vita rinnovare, non è stato un capriccio, un'avventura, ma è capita pure bene per morire. Signora, sti panni in te vedo quanto fuori, e vicino non vedere a che storia, sta sperando di vedere sotto il balcone, perché basta poco per emozionare, ma non si giura guaglione, che tutta vita d'amore, tiene i figli nella casa, non te può più innamorare. Signora, non sta bene la tua giornata che stasera, perché non te ne ascolta, signora. Non si giura guaglione, che tutta vita d'amore, tiene i figli nella casa, non te può più innamorare. Signora, non sta bene la tua giornata che stasera, perché non te ne ascolta, signora. E così era lui, il grande, grandissimo Mauro Nardi, che ci ha fatto ascoltare questo bellissimo brano che portava per titolo Signora. Ti è piaciuta questa canzone? Molto. Brava, brava. Questo è un grande artista che presto avremo qui sugli studi di Quarta Rete. Beh, detto questo, allora passiamo al prossimo brano in programma. Ma prima volevo ricordare e salutare la nostra Rita, fare gli auguri per la sua mamma che sta poco bene e per lei stessa che sta poco bene. Auguri Rita per te e per la mamma, e un salutone a Silvia. Silvia, ritorna presto perché ti aspettiamo. Sta influenza qua, tu come stai? Io sto bene. Sei sicuro? Sicurissimo. Non è che poi domenica prossima non viene? E bisogna vedere Perché che cosa sei bene? mangio. Ah, ho capito, ok. Beh, adesso passiamo al prossimo brano in programma, in attesa che arrivino gli ospiti, perché avremo degli ospiti dal vivo qui live. Veramente c'è qualcosa di bello. Passiamo al prossimo brano in programma, però volevo parlare un attimino con Sabrina. Sabrina, a te piace la musica napoletana, no? Sì, sì. E in particolare c'è un cantante che ti piace? Ma a me piacciono tutti, però il mio particolare è Alessio. Sì. Alessio. Allora guarda, dato che a te piace Alessio, a tantissime persone, a tutti voi che siete all'ascolto di Napoli che Passione, piace Alessio, a tutti i fans di Alessio, a tutti voi che siete all'ascolto, e poi questo brano lo volevo dedicare in particolare ad Anna e a Orazio, che sono i miei carissimi amici. Il brano che noi ci andiamo ad ascoltare, lui è Alessio, il brano porta per titolo Sarà perché ti amo. Veramente? No. Grazie. Sarà perché ti amo, Alessio.
Stare insieme a lei dopo di te mi fa impazzire. Le sue mani fredde su di me dopo il tuo sole fanno assai più forte quello che tu mi sai dare. Ho capito che dopo di te c'è solo nere. Fammi rimanere accanto a te, non mi svegliare. Tutte le sue lacrime per me non sono niente. Sono pronto a dirle che per te voglio morire, che da tempo vivi dentro me come un amore. Sarà perché ti amo che non ho più bisogno di continuare a saper fingere. Sarà che se non chiami mi tremano le mani, eppure in notte mi fai scendere. Restare solo mi fa male. Sarà perché ti voglio che non mi basta il tempo, lontana te non saccio vivere. Tu mi fai morire dentro, sei la fine dell'inferno, sei l'amore più profondo, io sto bene solo insieme a te. Pure se già stavo insieme a me, deve finire. Non la sento come sento te, non è più amore. Non vorrei tradire quello che tu mi sai dare, non è giusto farlo pure a te, tu sei l'amore. Sarà perché ti amo che non ho più bisogno di continuare a saper fingere. Sarà che se non chiami mi tremano le mani, eppure notte mi fai scendere. Restare solo mi fa male. Sarà perché ti voglio che non mi basta il tempo, lontana te non saccio vivere. Tu mi fai morire dentro, sei la fine dell'inferno, sei l'amore più profondo, io sto bene solo insieme a te. Ricominciare da questo amore non mi farà più stare male. Sarà perché ti amo, che senza te non saccio vivere. Tu mi fai morire dentro, sei la fine dell'inferno, sei l'amore più profondo, io sto bene solo insieme a te. E così era la bellissima voce del grande cantante Alessio che ci ha fatto ascoltare questo bellissimo brano Perché? Ti amo. Ti amo, bellissimo, veramente. Beh, detto questo, allora io volevo ancora salutare alcune persone che mi hanno messaggiato tutta la domenica, veramente grazie, grazie, grazie. Se volete farlo, fallo ancora sul mio Facebook, Mimo Mancino, _libero.it, vi raccomando, fatelo subito che poi facciamo delle piccole dediche. Per questa volta la grande richiesta abbiamo qui a Torino, perché io ho detto vabbè, l'ho portato domenica scorsa, magari lo porterò fra qualche mese, però ho avuto un sacco di richieste, veramente ho avuto tante richieste per lui. Lui è il beniamino della canzone napoletana a Torino, è bravo, è grande. Per coloro che dicono che è il mio beniamino, non è vero niente, è un ragazzo che si sa valere, è bravo a cantare, vende un sacco di dischi, fa un sacco di feste e noi lo portiamo. A grande richiesta, ancora una volta, qui a Napoli che passione, stiamo parlando di Leandro. Eccolo qua. Buonasera. Buonasera. Ecco a voi Leandro. Eccolo qua, Leandro. Ciao Mimmo. Allora, stasera sei qua perché sei stato richiesto da un sacco di persone, soprattutto ragazzine. Come mai piace alle ragazzine? Meno male, mi fa piacere questa cosa. Che ci sono ancora ragazze che non mi hanno dimenticato, perché sono uscito un po' fuori di scena, fortunatamente stiamo risalendo piano piano. Fuori di scena Questo brano che faccio lo voglio dedicare a una mia zia, perché per sto brano lei va pazza.
proprio mi ha detto Leandro, guarda te se non me lo dedichi, perché lei c'ha un bar e allora ha detto non ti offro più il caffè. Allora poi ci andiamo così, vediamo se la possiamo coinvolgere Bravo, nella bravo, pubblicità. Mimmo, bravo. Vabbè, detto questo, intanto voglio ringraziare tutti gli sponsor di Napoli che Passione, che sono tantissimi e settimana per settimana si alterneranno in questo programma. Detto questo, allora Leandro, questo brano lo andiamo a dedicare a tua zia, lo dedichiamo a tutte le donne, perché il brano è dedicato alle donne. Ah, io voglio chiedere una cosa, tu ogni volta che dedichi una canzone alle donne mi guardi a me, non l'ho capito. Perché non ti piacciono le donne? A me piace una donna, ma tu a tutte le donne. A tutte le donne. Anche a Roberta che sta a casa. Certo, certo. Allora, Leandro che ci fa ascoltare questo Bellissima. Bella bellissima. Leandro. Grazie. Quando vedo te scoppio dentro me, che guerra, bella come sei, non cambiare mai, ti amo. Gli occhi, la bocca, i capelli, il colore della pelle, tu sei perfetta, speciale, le mani, la voce, il tuo sguardo così sensuale. Non riesco a cancellarti dalla mente, nei pensieri miei ti sento dentro. Tu sei bellissima, la donna che vorrei da portare in giro nel mondo con me, tutta la vita. Perché sei bellissima, nei miei occhi morirei, anche nel paradiso amerei solo te. La mia donna perfetta, vestita d'amore, io un geloso meridionale, t'attaccasso per sempre in tuo cuore, per non farti scappare. Quando vedo te sento dentro me un fuoco, non mi lascia mai, bruci e te ne vai per sempre. Gli occhi, la bocca, i capelli, il colore della pelle, tu sei perfetta, speciale, le mani, la voce, il tuo sguardo così sensuale. Non riesco a cancellarti dalla mente, nei pensieri miei tu sei un tormento. Tu sei bellissima, la donna che vorrei da portare in giro nel mondo con me, tutta la vita. Perché sei bellissima, nei tuoi occhi morirei, anche nel paradiso amerei solo te. La mia donna perfetta, vestita d'amore, io un geloso meridionale, l'attaccasso per sempre in tuo cuore, per non farti scappare. Andiamo subito In pubblicità. Pubblicità.